Confermiamo convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla riforma dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Volevo ricordare al senatore Zanettin che la regione non è Friuli, ma è la regione Friuli Venezia Giulia, quindi c'è ancora un pezzo che manca. Guardi, noi confermiamo invece il nostro voto contrario di una modifica allo Statuto, alla legge 1 del 63 della regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, che fa sostanzialmente tre cose. In primo luogo, parto dalla cosa più semplice, fissa il numero di consiglieri regionali a prescindere dall'andamento demografico. Noi avremmo ritenuto più opportuno mantenere, magari con una forbice più ampia, un legame tra la rappresentanza e la demografia. La nostra regione, la mia regione, ha circa 1.200.000 abitanti. Mantenere il numero fisso di consiglieri regionali a nostro avviso sbagliato. Poi il secondo elemento di modifica della legge riguarda l'istituto referendario di referendum su legge di forma di governo e sistema elettorale regionale. Ricordo che oggi la previsione è che se la riforma del sistema di governo o della legge elettorale viene approvata con una maggioranza non qualificata, quindi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, a referendum si va su richiesta di un cinquantesimo degli elettori o di un quinto dei consiglieri. Se la norma viene approvata dai 2/3 del Consiglio regionale, si va a referendum esclusivamente se perviene una richiesta da parte di un trentesimo degli aventi diritto al voto. Con la riforma attuale il referendum è normato con legge semplice ordinaria da parte del Consiglio regionale, ma viene modificata una parola fondamentale, che mentre prima il referendum deve essere previsto, in questo caso può la legge regionale prevedere il referendum. Quindi può, a maggioranza semplice, essendo una legge ordinaria, anche venire completamente stralciata la previsione referendaria, che su materie come il riordino degli enti locali e la materia elettorale io credo che un'ampia condivisione tra le parti politiche e anche i cittadini sia necessaria. Quindi prevedere anche potenzialmente, magari non lo farà nessuno, ma prevedere la possibilità che la legge regionale dica semplicemente che non si fa il referendum, io lo ritengo un errore, e quindi anche questo è il secondo motivo di contrarietà sul secondo punto focale della riforma. Ovviamente il cuore della modifica dello Statuto della Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia riguarda la reintroduzione dei cosiddetti enti di area vasta, che vengono chiamati così, ma che di fatto per una regione come la mia, che ha 1.200.000 abitanti e ha storicamente 4 province, significa ritornare con un nome diverso all'Istituto delle Province, con competenze quasi identiche a quelle che avevano, fatto salvo alcuni elementi. Ora, perché siamo contrari al tornare alle province elettive? Perché la terza riforma che viene fatta sulla gestione del territorio e sull'ordinamento degli enti territoriali dal 2016, dalla legge 1/28 luglio 2016 fatta dalla allora presidente Deborah Serracchiani, a oggi. Quindi in 10 anni per 3 volte cambiamo sistema di governo della regione. Sono state abolite le province nel 2016 con l'introduzione di un concetto a nostro avviso sbagliato delle unioni territoriali intercomunali, che non hanno funzionato, che hanno lasciato nel limbo anche molta parte del personale delle ex province, che sono state a nostro avviso un fallimento. Si è superato il concetto delle UTI con la riforma di Fedriga del 29 novembre del 2019 e oggi invece si reintroduce il concetto di ente di area vasta e sostanzialmente di provincia. Ora, al netto dei costi che ciò comporta, perché è evidente che cambiare forma di governo ha un costo, trasferimento di personale, minore certezza per i ruoli del personale della pubblica amministrazione, del comparto unico che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, ma quello che secondo noi comporta soprattutto è una confusione amministrativa. Cioè i cittadini che avevano, fino a quando c'erano le province vecchie, delle certezze sul dove devo andare se ho un problema di manutenzione alla strada, su dove devo andare se la scuola dove vanno i miei figli ha un problema di manutenzione, su chi gestisce le strade, con queste riforme e con la terza riforma in 3 anni, anche un imprenditore che vuole fare un investimento, che ha bisogno di un incentivo, non sa a chi rivolgersi. Quindi riteniamo che nuovamente cambiare forma di governo sia un errore, e lo diciamo peraltro essendo da sempre chiaramente collocati rispetto al fatto che le province andavano abrogate, come peraltro doveva accadere già dal 2014, cosa che invece non è mai stata fatta. Andava fatto per le regioni a statuto speciali e per le regioni a statuto ordinario. Quindi confermiamo convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla riforma dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia.